Che l'apparentamento fosse solo una strategia tecnica e non politica non bisognava certamente scomodare gli analisti di fama, ma a certificarla sarà l'esito del voto previsto per dopodomani, seduta inaugurale di Aula Sollano. Il 7 giugno i consiglieri, dopo la cerimonia di insediamento, saranno infatti chiamate alle urne per scegliere i 3 componenti dell'ufficio di presidenza e i primi significativi segnali in questa direzione cominciano già a concretizzarsi proprio alla vigilia. I vertici provinciali dei partiti sono ancora al lavoro, a caccia di nuove intese, di nuove alleanze, a dimostrazione che l'aggregazione anti-Zambuto messa in piedi in occasione del ballottaggio non sarebbe nelle condizioni di marciare unita, di accaparrarsi la maggioranza in aula e quindi di decidere sulla guida dell'assise cittadina. Se così non fosse, infatti, i numeri, sommando i consiglieri di MPA e FLI che si sono uniti al cartello di partenza, PDL, Grande Sud e Cantiere Popolare, tutti in appoggio a Totò Pennica, sarebbero sufficienti per indirizzare le scelte e invece i giochi sono più che mai aperti, sì, perché il quadro di riferimento sembra essere quello della prima ora, un ritorno per intenderci alla griglia di partenza. MPA, FLI e PD assieme contano 10 consiglieri, PDL, Grande Sud e Cantiere Popolare che ne contano 11, Patto per il Territorio e UDC hanno una presenza complessiva di 9 consiglieri. Nessuna coalizione allora può dettare le regole, le carte si rimescolano e anche in modo quasi confusionario, nessuna compattezza ci sarebbe nemmeno all'interno degli stessi raggruppamenti. MPA punta su Aurelio Trupia, i finiani su Carmelo Settembrino. Stiamo lavorando per un'intesa generale, sono le parole del deputato regionale del Movimento per l'Autonomia Roberto Di Mauro, che poi aggiunge: è bene che il Consiglio Comunale elegga in modo unanime i suoi vertici. E proprio con questi partiti stanno provando a dialogare le forze che sostengono il sindaco Zambuto. L'ipotesi sarebbe quella di Trupia, primo eletto MPA, presidente del Consiglio Comunale, e Giuseppe Miccichè, UDC, vicepresidente, mentre la seconda vicepresidenza andrebbe al raggruppamento PDL, Grande Sud e Cantiere Popolare. Dal canto loro però questi partiti, che in prima battuta hanno sostenuto Pennica, spingono per piazzare sullo scranno più alto di Aula Sollano propri uomini. Il Popolo della Libertà, secondo indiscrezioni, candiderebbe Geraldo Alongi o Andrea Cirino, Grande Sud Alessandro Patti e Cantiere Popolare Giovanni Civiltà. Vedremo. E intanto il sindaco tarda a completare la giunta, resta da sostituire Vittorio Messina, quindi al palo anche l'assegnazione delle deleghe, mentre Zambuto ha già le idee chiare su quelle da tenere per sé. Le deleghe strategiche che riguardano il comune, che riguardano l'attività territoriale, tra queste sicuramente ecco, il bilancio e la pianificazione urbanistica, ritengo anche sullo sport e comunque su tutta l'impiantistica e le opere strategiche che dobbiamo andare a realizzare per la città.